Partita da Bollino Rosso, l'ondata di calore continua a soffocare il Veneto. Presentato il piano del comune in risposta agli effetti sulla salute. Dolore e sconcerto acceggia per la scomparsa di Gabriele Sorgon, morto a soli 18 anni nell'impatto tra la sua moto e una monovolume a Prata di Pordenone. Sognava di diventare agente di polizia locale, rivela un'amica, lascia genitori e un fratello maggiore. Un riconoscimento per il coraggio e la prontezza dal comune di Jesolo per le persone e l'ufficiale di polizia locale che ieri si sono tuffati nel Sile per cercare di salvare la vita 23enne milanese finito in acqua con la sua auto. 62enne di Eraclea sorprende 3 ladri in casa sua. L'uomo picchiato con un piede di porco è rimasto ferito ad una mano, mentre i malviventi sono fuggiti qualche migliaia di euro in denaro, l'ammontare del bottino. Maxi sequestro di droga a Venezia. Gli agenti delle volanti hanno scoperto una centrale dello spaccio nella zona dei Frari. All'interno trovato quasi 1 chilo di cocaina. Più di 30 ore di diretta, centinaia di migliaia di telespettatori e ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est, che ha portato nelle case del Triveneto le voci, la musica, i volti e le emozioni del raduno del terzo raggruppamento di Gemona. Uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2026, lunedì 6 luglio il rock di Edoardo Bennato sarà protagonista in piazza San Marco per il primo dei suoi concerti evento dal titolo Quando sarò grande. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Queste le notizie principali. Il caldo record di questi giorni, buona parte della provincia di Venezia da bollino rosso oggi e domani. Il comune ha presentato il piano di risposta agli effetti sulla salute insieme a ULSS 3 e Protezione Civile. L'ondata di calore non si arresta e anche Venezia, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, passa a bollino rosso, quindi allerta gialla a livello regionale e comunale, per rimanerci almeno fino a mercoledì. Il Comune ha presentato il piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore insieme a ULSS 3, Serenissima e Protezione Civile. Il compito della Protezione Civile è proprio quello di diffondere e divulgare tutto quello che si può fare per aiutare soprattutto le persone che hanno più problemi, persone anziane, ma tutti coloro che purtroppo devono affrontare questa situazione particolare di ondata di calore. È a contatto con tutte le realtà del territorio e fa un po' anche da regia da questo punto di vista. Nella mappa della vulnerabilità i nostri primi target sono le persone anziane e sole con patologie, quindi questi secondo me sono le persone più vulnerabili da tutelare. Poi abbiamo sicuramente persone con patologie croniche che assumono molti farmaci e oltre la fascia di età anziana anche i bambini molto piccoli per sia problemi di fatica di termodispersione e anche per incapacità di chiedere aiuto, di dire che hanno sete, e ancora altre persone ai margini della società, quindi fragili dal punto di vista sociale. Mettiamo a disposizione dei luoghi della città in cui potersi refrigerare, ma anche i musei. Ecco, c'è una bella collaborazione con la Fondazione Musei Civici che aprirà le porte appunto dei palazzi per far sì che le persone possano avere un po' di fresco, ecco, in giornate difficili, particolari proprio come quella di oggi. In queste giornate da bollino rosso è importante adottare i comportamenti corretti, soprattutto per le categorie più a rischio. Per questo è stato diramato anche un volantino con le indicazioni, oltre che nel sito del comune. I comportamenti principali sono fondamentalmente quelli di idratarsi molto, di cercare di non uscire, di non fare attività fisica soprattutto nelle ore più calde e di cercare di mantenere la casa fresca, ad esempio aprendo le finestre solamente nelle ore serali e notturne, facendo ovviamente attenzione a quelli che possono essere i malintenzionati. Ovviamente gli attori principali in caso di problematiche di salute sono il 118 qualora ovviamente delle persone abbiano dei problemi sanitari gravi, o altrimenti c'è il numero dell'ASL 116-117 che può dare dei consigli da esperti per quanto riguarda ovviamente le problematiche di salute ai cittadini che dovessero richiedere informazioni per quanto riguarda i comportamenti più corretti da adottare per ripararsi dal caldo. Facendo però attenzione anche agli sbalzi di temperatura. Se da una parte avere l'attenzione a rinfrescare gli ambienti laddove ci sono persone, dall'altra parte non eccedere nel senso opposto e quindi avere sempre quell'equilibrio che permetta alle persone di stare in modo equilibrato sufficientemente bene.
Incontro nel pomeriggio a Palazzo Chigi tra il sindaco Simone Venturini e la premier Giorgia Meloni. È durato circa un'ora e si è parlato dei temi, tra i temi sul futuro di Venezia, ma anche di questioni internazionali. Venturini in un post su Facebook ha poi pubblicato una foto insieme a Meloni e al senatore veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon. Nel ringraziare la premier, il sindaco ha scritto che l'aspetta presto a Venezia, come nel giorno della vittoria, quando ha ricevuto la sua telefonata di congratulazioni. Dolore e sconcerto a Ceggia per la scomparsa di Gabriele Sorgon, morto a soli 18 anni nell'impatto tra la sua moto e una monovolume a Prata di Pordenone. Sognava di diventare agente di polizia locale, racconta ora un'amica. Venerdì gli ho mandato un messaggio perché so che aveva la maturità e mi ha detto che era andata bene, che avrebbe avuto l'orale e che insomma si stava realizzando il suo sogno perché voleva prendere il diploma per poi magari provare a fare dei concorsi, entrare nella polizia. Un sogno, quello di indossare la divisa di agente di polizia locale, che per Gabriele Sorgon, 18 anni appena, si è spezzato improvvisamente lungo la strada che collega Pordenone a Oderzo, quando all'altezza di Prata la sua moto, una Kawasaki, è entrata in collisione con un minivan Fiat guidato da una 28enne pordenonese che stava svoltando a sinistra per entrare in una stazione di servizio. Doveva essere una gita in moto con gli amici nei giorni della maturità. Si è trasformata in una tragedia con il 18enne morto praticamente sul colpo dopo un volo fatale. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del SUM-118, giunti sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri che ora stanno procedendo inevitabilmente per omicidio stradale. Ma un conto è l'indagine, un altro lo shock di un'intera comunità, quella di Ceggia, che sta abbracciando mamma Claudia, papà Marco e il fratello maggiore Alessio, chiusi nel loro dolore in questa abitazione di via Giotto. Sono distrutti, ovviamente, non si danno pace. Come può stare un genitore con una perdita del genere? E qui tutta la famiglia, insomma, ovviamente sono aggrappati all'altro figlio. Purtroppo quando muore un ragazzo vengono interrotti sogni, speranze, progetti ed è una tragedia per tutti. Sui social il ricordo dell'Istituto Professionale Don Bosco di San Donà di Piave, veglia su di noi il messaggio con la foto del giovane in sella alla sua moto, un amico per tanti, Gabriele, che era pronto a diventare anche volontario di Croce Verde. Un ragazzo sano, positivo, attivo, interessato e quindi ancora di più mi sento di dire che è una grande perdita per il nostro paese. Eravamo diventati amici anche con i colleghi, col comandante, ci sentivamo, veniva a trovarci. Ci ha mostrato la pagella a febbraio quando stavamo lavorando per il carnevale, si è fermato e era orgoglioso, insomma, ci ha mostrato come stava andando, ci ha presentato la sua ragazza durante le votazioni, che eravamo qua tante ore, è venuto a trovarci, insomma, era diventato un amico, insomma. Era felice, sereno e sperava, insomma, di coronare il suo sogno. Tutto stava andando tutto bene, insomma, come può andare per un ragazzo di 18 anni, insomma, era veramente un bravo ragazzo. Gabriele aveva partecipato anche ad un progetto di sicurezza stradale con Alba, l'associazione di Romina Ceccato, che questa mattina ha fatto visita ai familiari. Il 18enne aveva raccontato a Romina la sua passione per la moto, ma anche il suo impegno a voler essere prudente. Qui eravamo a Jesolo, che stavamo appunto facendo questo progetto. E qui avevamo appena finito l'incontro con questi ragazzi dove ascoltavano la storia di una mamma e dove gli facevo capire certe cose importanti. E lui mi prese sotto braccio e mi disse: per te ci sarò sempre. Parole semplici, profonde, che all'indomani della tragedia costata la vita a Gabriele Sorgon pesano come macigni per Romina Ceccato, presidente di Alba, Associazione per la Sicurezza Stradale. Il 18enne aveva incontrato Romina durante alcune iniziative di sensibilizzazione e aveva ascoltato la sua storia, quella di una madre che ha perso il figlio sulle strade. Riccardo Laugeni era uno dei 4 angeli morti in un canale a Jesolo nel luglio 2019. Gabriele ne era rimasto colpito. E lui molto dolcemente mi ha detto: sai, a me piace ogni tanto andare in giro in moto, fare certe cose,
però ho capito che a casa c'è sempre una famiglia che ci aspetta, quindi devo stare prudente. Romina ha già incontrato la famiglia di Gabriele, i genitori, il fratello, non li lascerà soli in questi giorni di dolore. Allo stesso tempo c'è una battaglia più generale da portare avanti, quella sulla sicurezza stradale, con il vice premier Salvini che ha annunciato la convocazione di un tavolo urgente, e questo dopo la strage di Senago con 3 diciassettenni morti. Io ho scritto ascolti di nuovo tutte le associazioni. Vedi, io non ho detto ascolti Alba. Io ho detto ascolti di nuovo tutte le associazioni. Quindi lei aspetta di essere convocata a questo tavolo? Certamente. Un inizio estate nero dove tutto incide, anche le alte temperature. Un alert specifico arriva dallo psicoterapeuta castellano Mirko Casteller. La mente umana sopra una certa temperatura tende a inibire lo stato di attivazione, quindi minore capacità di reagire, minori stimoli, ma soprattutto ci sono i riflessi che sono rallentati. Una condizione di stand-by che scatta sopra i 30 gradi, la consapevolezza è il primo passo. Poniamo maggiore attenzione sulla strada, ma soprattutto prendiamo le adeguate distanze, non solo fisiche dagli altri veicoli e dalle persone, ma anche da noi stessi, comprendendo che abbiamo dei limiti e quei limiti vanno rispettati. Un riconoscimento per il coraggio e la prontezza del comune di Jesolo per chi si è tuffato ieri nel Sile cercando di salvare disperatamente il 23enne milanese caduto con la sua auto nel fiume. Chi poteva ha cercato nelle proprie possibilità di fare qualcosa, sia un nostro ufficiale della polizia locale sia alcuni cittadini, verso i quali sicuramente faremo anche qualche atto di riconoscimento. Dai 2 turisti di origine romena al passante riceveranno un encomio consegnato dalla città per la prontezza e il coraggio dimostrato nel tentativo di salvare la vita a Nicolò Luca Salmo Irago, 23enne che perdendo il controllo della sua Opel Corsa blu è finito dentro il Sile, perdendo la vita. Con loro anche l'ufficiale di polizia locale di Jesolo, Michele Citta, uno tra i primi a tuffarsi nel vano tentativo di recuperare il giovane affondato insieme alla sua auto. Si occupa anche durante l'anno, oltre che l'attività normale da agente di polizia locale, di tutta la parte di informazione e di sensibilizzazione anche con le scuole sulla sicurezza stradale, quindi un ufficiale sicuramente di grande livello che ci ha messo poco a capire la situazione e a provare a fare quello che poteva. Soccorsi che dopo l'allarme lanciato dai passanti sono prontamente giunti sul posto, sommozzatori che per un'ora hanno scandagliato anche il fondale del Sile per essere certi che nell'auto di Nicolò non ci fosse nessun altro. Ci è voluto del tempo per risalire all'identità del giovane. Di ritorno dalla nottata passata al muretto con i 2 amici arrivati con lui dal milanese, in quel momento con sé non aveva documenti. La macchina dei soccorsi diffusa della cittadinanza ha funzionato, quindi si è cercato di fare quello che si poteva. Complesso perché ovviamente parliamo di un fiume che, per quanto tranquillo sia, ha una profondità molto elevata in questi punti, parliamo di 5-6 metri, non si sapeva niente della situazione, quindi non si sapeva quante persone erano coinvolte, almeno una, questo è evidente, però appunto si cercava una persona, si cercava di capire se ce n'erano altre, si cercava già di iniziare a ricostruire una possibile identità, e in tutto questo appunto c'era tanta complessità. Una fuoriuscita di strada autonoma a velocità sostenuta, quella del 23enne che da via Drago ha prima divelto la staccionata di legno e poi è planato con l'auto sul Sile per poi sprofondare. Massimo riservo sulle indagini che porteranno gli inquirenti a ricostruire le cause del sinistro. Atteso nelle prossime ore l'arrivo della famiglia del giovane arrivato da Arluno, alla volta di Jesolo, per festeggiare giovedì il suo 24° compleanno con gli amici. Capirò se c'è la possibilità di sentirli, perlomeno per esprimere il cordoglio della città, perché ovviamente è successo nel nostro territorio, non riguarda un nostro concittadino ma riguarda uno dei tanti visitatori che durante l'anno vengono a Jesolo, e quindi ci dispiace che Jesolo resti in questa famiglia segnata da questo episodio. Iniziamo l'estate appunto con un primo incidente mortale, speriamo che sia l'ultimo di quest'anno. 62enne di Torre di Fine aggredito dai 3 ladri che sorprende nella sua abitazione.
Ha rimediato una fasciatura alla mano destra il 62enne di Torre di Fine, Eraclea, che di ritorno da delle commissioni mattutine poco prima delle 12, entrando dal cancello di casa, ha sorpreso 3 ladri incappucciati che in sua assenza avevano rovistato ovunque, rubando denaro per qualche migliaia di euro. Erano nascosti dietro l'abitazione nel tentativo di non farsi vedere, ma l'arrivo del proprietario di casa ha fatto fallire il loro piano. Il 62enne si è trovato i 3 malviventi faccia a faccia. Loro hanno prima urlato nella speranza forse di spaventare l'uomo, che invece gli è corso incontro anche lui urlando. Armati di piedi di porco hanno provato ad attaccarlo, ma il 62enne si è difeso, riportando una contusione al migliolo della mano sinistra usata per difendersi dal colpo diretto in testa. Alla reazione del 62enne i 3 sono fuggiti. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, che stanno tuttora indagando per risalire all'identità dei malviventi. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Maxi sequestro di droga a Venezia. 8 etti di cocaina scoperti e sequestrati in un immobile in zona Frari a Venezia dalla squadra volanti lagunare del 113 durante un controllo notturno. Tutto è partito con una verifica di routine e l'identificazione di un uomo che ha poi portato gli agenti a smantellare una centrale di confezionamento e approvvigionamento di cocaina. La polizia si è insospettita perché poco prima dell'1 l'uomo di origine albanese, senza precedenti a suo carico, camminava per il centro veneziano con fare sospetto. Durante il controllo è stato trovato infatti con 2 dosi di cocaina. Una volta in questura però gli agenti hanno continuato la perquisizione e tra le poche cose che l'uomo aveva con sé c'era anche una chiave, proprio quella chiave che apriva il covo dello spaccio e dove poco dopo è stato trovato quasi 1 chilo di cocaina, oltre a materiale per confezionare la droga e spacciarla. Lo spacciatore, poco meno che 30enne, ora è in carcere in attesa di convalida. Voltiamo pagina e torniamo alla Triveneta degli Alpini a Gemona con il nuovo record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est. Su questa terra, sulla terra degli altipiani, sulla terra dell'altopiano di Asiago, l'Associazione Nazionale Alpini viveva la sua prima adunata nazionale. Una settimana indimenticabile, un cassetto di ricordi da custodire per sempre, nel quale riporre le emozioni delle celebrazioni dei 50 anni del terremoto del Friuli, il ritorno degli alpini nei paesi distrutti e ricostruiti, la gioia della festa, della musica, i brindisi. E poi c'è lo sfilamento nelle vie di Gemona del terzo raggruppamento degli alpini per quel grande abbraccio fra la gente della Carnia e le penne nere. È scortato dal comandante della Brigata Alpina Giulia in nomine tanto firmissima e dal comandante degli Alpini d'Italia, il presidente Sebastiano Favero. Tutto in diretta, tutto sui canali del gruppo Media Nord-Est, il cui sforzo produttivo è stato ripagato ancora una volta da ascolti record. Rete Veneta, Antena 3, Tele 4 e TV12 hanno raccontato domenica la giornata finale del raduno del terzo raggruppamento, dalle 7:15 del mattino, portando nelle vostre case le voci, i volti, le emozioni di un appuntamento imperdibile. Passa al presidente nazionale Sebastiano Favero l'ambita stecca che è nelle mani di Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso. Fino al passaggio della stecca con gli alpini di Treviso che organizzeranno la Triveneta del prossimo anno, le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori in tutto il Triveneto. Questo è il grafico certificato Auditel degli ascolti che mostra ancora una volta il divario rispetto ad altre emittenti impegnate nel racconto di un evento che resterà nella memoria di chi l'ha vissuto fra le vie di Gemona, sotto il cielo della Carnia o da casa. Di nuovo assieme a voi, oggi come ieri, come domani. Il 6 luglio Piazza San Marco si prepara ad accogliere il pirata del rock Edoardo Bennato. Dai Campi Flegrei a Venezia è un attimo. Ci vediamo a Piazza San Marco il 6 luglio. Ciao. Uno
uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2026. Lunedì 6 luglio Edoardo Bennato sarà in Piazza San Marco per il primo dei suoi concerti evento dal titolo Quando sarò grande. Un appuntamento d'eccezione ideato col Festival della Bellezza per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana, in uno dei contesti più celebri e prestigiosi del mondo. Bennato, anticonformista, pirata del rock, proporrà al pubblico il suo repertorio di capolavori, canzoni cult che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, unendo per la prima volta rock, blues e canzoni d'autore con uno stile inconfondibile e inimitabile. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il concerto fa parte di un cartellone musicale di grande prestigio che vede protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico italiano. La rassegna si apre infatti con Riccardo Cocciante il 25 giugno, il 27 sarà il momento di Andrea Bocelli, ma per Claudio Baglioni, che si sarebbe esibito il 29 e 30 giugno, bisognerà attendere l'anno prossimo a causa di una polmonite che l'ha colpito. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. È davvero tutto, ora vi lascio come di consueto alla sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.